Sono il dottor Nicola Severini e faccio parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura. In questo video andiamo a snocciolare quelli che sono i numeri salienti del comparto vitivinicolo del Veneto, numeri che troverete all'interno del report La congiuntura agroalimentare del Veneto 2023. Il comparto della viticoltura veneta, che è all'apice del settore nazionale, nell'ultimo anno si è trovato a far fronte alle bizzarrie del clima, che ormai non hanno più una caratteristica di casualità, ma sono ormai stabilizzate. E in questo caso vediamo che l'annata agrimeteorologica è partita con un inverno mite e siccitoso, a cui è seguita poi una primavera e anche è stata inoltrata con un numero straordinario di eventi temporaleschi, a cui in alcuni casi si è associata anche la grandine, che ha recato danni in alcune zone del Veneto, in particolare nel Trevigiano e nel Veronese. L'anticipo vegetativo che si era registrato ad inizio primavera di 7-10 giorni si è di fatto poi perso con l'andare dell'estate, per arrivare alla raccolta nella terza decade di agosto. A questi fenomeni estremi del clima si associano poi gli attacchi delle fitopatologie tipiche della vite, come la peronospora e l'oidio, che hanno decimato la produzione in Veneto, ma molto di più nelle regioni del centro e sud Italia. Allora, per quanto riguarda il Veneto, nell'ultimo anno registriamo una superficie produttiva di 93.061 ettari, superficie che dopo tanti anni si presenta per la prima volta in calo dell'1,7%, mentre la superficie potenziale, quindi anche quella che può essere ancora impiantata in Veneto, arriva a 101.000 ettari e 200 e si presenta stabile rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece la produzione di uva, nell'ultimo anno si è raccolto uva per 13,7 milioni di quintali, produzione che è in calo rispetto al 2022 del 9,1%. Di questa uva il 75% è costituito da uva DOC e un altro 20% circa da uva IGT. Per quanto riguarda invece la produzione di vino, nell'ultimo anno la produzione di vino è arrivata a 10,6 milioni di ettolitri e si registra un calo di produzione del 10,5%. Di questo vino prodotto il 75% è DOC e di questo vino DOC quasi l'87% è costituito da vino bianco, situazione che si ascrive anche per quanto riguarda il vino IGT, del quale il 63% è composto da vino bianco e la produzione degli IGT si è fermata a 2,3 milioni di ettolitri. Uno sguardo ai prezzi: i prezzi negli ultimi anni, nell'ultimo anno sono stati in calo, infatti il prezzo generale dell'uva veneta è arrivato a 0,81 centesimi e si presenta in calo del 6,8%, con punte di calo che arrivano al 13,7% per Treviso, mentre l'unico rialzo in Veneto viene registrato per Verona, un rialzo dell'8% circa. Poi uno sguardo per chiudere all'export. L'export per il Veneto, che rappresenta il 36% delle esportazioni di vino del settore in Italia, nell'ultimo anno è arrivato a 2,82 miliardi di euro. E dopo diversi anni, per la prima volta, le esportazioni si presentano in calo del 0,7%, dopo tanti anni di rialzo e di corsa verso l'atto delle esportazioni regionali.